Buonasera a tutti, noi siamo i Bator Sax, quartetto di sassofoni formato da Edoardo Rosa al sax soprano, Giuseppe Busso al sassofono contralto, Gianluca De Ian al sassofono tenore, Francesco Scugnamillo al sassofono baritono. Il prossimo brano che eseguiremo è un brano che ci è stato dedicato da un compositore sardo, Dario Sanna, dal titolo The Tree of Life.
L'autore scrive di questo brano come un brano dal carattere descrittivo che vuole raccontare il ciclo di vita di una piccola pianta nascosta in una foresta. Questa cerca di farsi spazio raccogliendo spiragli di luce che passano tra le fronde dei grandi alberi. Nonostante le difficoltà, questa cresce rigogliosa, offrendo ombra e riposo agli abitanti della foresta. Questo brano, come detto, ci è stato dedicato, l'abbiamo eseguito in altre occasioni e siamo molto contenti di poterlo eseguire qui con voi e per voi. Buon ascolto.
con quest'ultimo brano di un autore sardo noi vi salutiamo e vi ringraziamo e arrivederci per una prossima occasione. Arrivederci. Buonasera e benvenuti. Ora continuiamo con Diario di una maestrina, omaggio a Maria Giacobbe, legge Gisella Vacca. Prego Gisella. È acceso. E adesso sono 3 anni che insegno a Orgosolo. 3 anni in cui tanti cliché che avevo quando arrivai sono scomparsi e un nuovo sentimento li ha sostituiti. Sentimento che è di affetto e di solidarietà per questi bambini, per le loro mamme, per i loro padri e fratelli. Orgosolo non è più l'università del delitto. Tutti nel paese mi conoscono e tutti mi salutano. Entro nelle loro case e mi scaldo alla fiamma dei loro focolari. Ascolto le loro storie e partecipo ai loro drammi. Bevo il loro caffè e mangio le loro patate. I loro problemi sono i miei problemi, perché questa è la mia gente. Mia sorella Rita, che senza null'altro chiedere che simpatia mi parla del marito disoccupato, dei debiti da pagare, dell'affitto di casa che mese su mese assomma ormai a 70.000 lire e la cifra acquista per me una nuova dimensione, dei bambini che crescono e che hanno bisogno di cibo e di vestiti, almeno in inverno, della sua salute minata dalle gravidanze. Mia sorella Pasqua, che ha 35 anni e ne dimostra 50, si è sposata che ne aveva 18 e attende adesso il 10° figlio. Pasqua, che per la stanchezza e la debolezza è diventata folle e va per il paese di cucina in cucina cercando compagnia e svago, lontana dai suoi bambini che piangono, tossiscono e gridano sempre. Mia sorella Santina, che bussa a tutte le porte perché la liberino dalla figlia che da quando l'uomo cadde ucciso sotto i suoi occhi nella strada di fronte ulula tutte le notti, dal momento in cui silenziose calano le prime ombre sino a che l'alba non sorge. Allora diventa calma e si addormenta. La casa è di un solo ambiente, non si può sfuggire al tormento di quelle grida e anche quando la ragazza tace, tutti sono tesi ad attendere il suo prossimo urlo. Mia sorella è Assunta, alla quale in una sera di vento fu ucciso il marito. Badava ai fatti suoi, non aveva rapporti con polizia né con banditi. Perché l'hanno ucciso? Quando ripete la frase, che come la nota di un disco spezzato le si è fissata nella mente, i suoi occhi scuri sono enormi e riflettono la tragedia e il mistero di tutti i delitti inesplicabili. Sono mie sorelle, queste donne che nelle mani ossute e come impastate di terra e legno stringono il sacchetto di tela bianca con i doni propiziatori per la maga, nella quale soltanto riposano ormai le loro speranze. Per uccisioni, furti, malattie, vendette, prigionia, perdite, odio, amore, malocchio, nessuno è di lei più potente. Alberga in sé 3 spiriti, un prete, un medico
un avvocato. Spogliati della carne e dei suoi errori, i tre spiriti sono impietosi e veritieri, ma esigono fede e devozione. Se i consigli risultano qualche volta inefficaci, è solo per un errore commesso applicandoli. E mia sorella, anche Elisabetta, la maga, nei suoi occhi luminosi non c'è ipocrisia o calcolo, c'è la fede, c'è l'amore. C'è la fede nelle proprie sovrannaturali virtù e c'è l'amore per coloro che in queste virtù ripongono speranza. Molte miserie hanno visto i suoi occhi, molti drammi hanno udito le sue orecchie, molti dolori hanno lenito le sue labbra. Da ciò la sua grandezza e la sua dignità che la fanno simile alla pizia di un culto remotissimo. Sono miei fratelli questi uomini, 50, 100, 200, che sparsi sulla collina, le braccia incrociate e i visi di pietra, guardano la ruspa che scava per la costruzione della nuova strada. È efficiente la ruspa, non ha fame e da sola compie il lavoro di 100 braccianti. Non si può fermare il progresso, ma non si può inghiottire la fame. Sono miei fratelli, questi giovani, che vengono a offrirmi la candidatura nella lista di pastori e contadini e operai che intendono presentare per le elezioni comunali. Non so per quanto tempo ancora potrò stare a Orgosolo e rifiuto. Ma con l'ostinazione dei santi ritornano per molti giorni a pregarmi. E sempre con lo stesso argomento, come un ritornello. Tu sei dei nostri, tu ci capisci e sai anche scrivere. Senza di te, che cosa sarà la nostra lista? Un corpo senza testa. Anche Bore è mio fratello. Bore, che al tempo delle più feroci repressioni ha dovuto vendere il gregge, scendendo alla condizione di bracciante, e conobbe la difficoltà di trovare lavoro, e dopo il lavoro ci fu l'infortunio, e l'ospedale, e l'invalidità. Adesso, quando il tempo lo permette, siede sulla sponda del torrente e mentre aspetta che le trote si impiglino all'amo, ripensa alla sua vita oscura, alternata di speranze e di ribellione, di disperazione e di abbandono. È mio fratello il vecchio scultore, che mi riceve nel buio della sua cucina, emozionato e felice come se da lui sia entrata la vita. Al centro della stanza c'è il focolare quadrato e il fumo esita negli angoli e nella volta di canne prima di trovare la via verso la porta. Il vecchio, dalla grande barba grigia, lavora nel vano della finestra mezzo accecata da una catasta di legna. Con strumenti preistorici intaglia una maschera di quercia e mi parla con entusiasmo candido dei suoi lavori. Mi sono fratelli gli altri vecchi di Orgosolo, quelli che negli angoli delle cucine fumose recitano i salmi della Bibbia e quelli che a sera si riuniscono sul cocuzzolo brullo e ventoso presso la croce delle missioni. Lì, nella cava di sabbione carnicino che divora il colle come un fetido cancro, i vecchioni orgolesi trascinano i loro giorni ormai inutili. Appollaiati sui calcagni, essi sembrano uno stormo di falchi prigionieri. Il velluto stinto degli abiti ha il colore della terra. Spiccano solo i berretti di pelo nero e le folte barbe ricciute. Stanno immobili e le parole cadono rade e pesanti come sassi. Talvolta giocano a carte, lunghe partite a briscola e a scopone, durante le quali la conversazione si riduce a brevi imprecazioni e a qualche sonoro raschio di gola. Quando il vento, nonostante le pietre poste a trattenere le carte, rende impossibile la partita, commentano i fatti del giorno con dialoghi in cui le pause sono spesso più significative delle parole. Dirigo i miei passi verso la cava. Mi piacerebbe, non vista, sedermi tra loro e ascoltare. È ancora presto per la riunione serale. Seduto sul basamento della croce vi è un solo vecchio.
In basso, nella valle, il vento agita le chiome degli ulivi e le macchie di lentischio. Sale fino a noi un fruscio come di un mare lontano. Il vecchio tace, la barba grigia appoggiata alle nocche nodose, le sopracciglia ispide calate sugli occhi. Pare addormentato. A un tratto, senza voltare il capo, più a se stesso che a me, dice: parla, parla, il vento. E nessuno lo ascolta, come noi vecchi. Ed è meglio tacere. Grazie. Proseguiamo ora con Vicini e lontani, le città della nostra vita. Elisabetta Bucciarelli incontra Eraldo Affinati. Prego. Questo lo sposto verso di me, se tu hai sete, prendi. Buonasera a tutti. Benvenuti, siete tanti anche stasera, il mio grazie per la vostra presenza e anche al festival che mi ha invitato, la mia prima volta, lo dicevo ieri sera, adesso è la seconda ed è la prima anche per Eraldo Affinati che è qui di fianco a me. Però prima di iniziare a dialogare con lui volevo sapere da lui che cosa abbiamo ascoltato. Cosa abbiamo ascoltato? E poi dopo spiego perché faccio a lui questa domanda. Abbiamo ascoltato uno dei capolavori del Novecento, perché questo Diario di una maestrina è un classico del XX secolo. Io devo dire, l'ho riletto recentemente e da scrittore insegnante come sono l'ho apprezzato davvero. Certo, sembra un'Italia d'altri tempi, era un'Italia d'altri tempi quella di cui racconta Maria Giacobbi, però in fondo molte cose che lei racconta sono rimaste le stesse. Per gli insegnanti, quando entri in classe devi conquistare la fiducia dei tuoi allievi. Ecco, in questo libro ho ritrovato anche molto della mia passione per i ragazzi, per l'insegnamento, e quindi è questa la ragione perché un libro come questo mi fa piacere che abbia introdotto il nostro incontro, Elisabetta. Ecco, perché lui, Eraldo Affinati, è un insegnante in pensione, mi ha detto, e un insegnante di ragazzi difficili. Ci piacciono i ragazzi difficili perché ha detto, insomma, io ho insegnato ai professionali, questa mattina abbiamo sentito dal balcone Milena Agus che diceva quanto scampare il pericolo dei ragazzi più impegnativi sia stata uno slalom nella sua esistenza. Io però gli ho detto, non è che sei appassionato dei ragazzi difficili, sei appassionato dei ragazzi, perché in realtà di ragazzi facili io ne ho incontrati pochi. È giusto quello che dico? Sì, forse perché anch'io sono stato un ragazzo difficile in qualche modo nella mia infanzia, nella mia adolescenza, e quindi per me l'insegnamento è stato anche un po' un risarcire, ecco, in qualche modo la solitudine della mia adolescenza. Ma perché questo? Perché tutto dipende dalla mia storia familiare, perché io vengo da una famiglia, sia mia mamma sia mio padre avevano fatto soltanto la quinta elementare, e quindi diciamo che entrambi erano orfani peraltro. Quindi mia mamma era fuggita da un treno della deportazione durante la seconda guerra mondiale, mio padre era un figlio illegittimo. Quindi tu capisci che avendo una famiglia così, inevitabilmente per me la conquista delle parole orali e parole scritte, è in qualche modo risarcimento rispetto ai miei genitori, ecco. E quindi ecco perché sento molto il rapporto con i ragazzi, perché in fondo capisco che dietro i ragazzi ribelli che ti mettono alla dura prova c'è sempre un vuoto da colmare, c'è una lacrima da asciugare, c'è una ferita da sanare, e quindi è questa la ragione che mi ha spinto tutta la mia vita a fare questa opera di ripristino anche di quella uguaglianza delle posizioni di partenza. Perché questo è il punto, perché non tutti partono dalla stessa posizione. Tu sai che io ho scritto dei libri su Don Lorenzo Milani, no? Quindi per me la figura di Don Lorenzo Milani si lega molto a questo tema della giustizia. Però non ci può essere giustizia se non c'è prima la carità.
E questo è un altro tema per me fondamentale. Tanto fondamentale che ha fondato una scuola. Ed è una scuola che mi stava raccontando prima dietro le quinte, ha un numero considerevole di sedi, è una scuola un po' particolare. Che razza di scuola è? È una scuola di italiano per immigrati, 1 a 1, quindi senza le classi, senza voti, senza programmi, senza registri, senza burocrazie e senza soldi, perché è tutto gratuito. L'abbiamo fondata io e mia moglie, Anna Luce Lenzi, come me professoressa. Perché l'abbiamo fatto soprattutto dopo i miei viaggi in Africa, i viaggi che ho fatto seguendo i miei studenti, perché io ho insegnato per tanti anni alla Città dei Ragazzi, che è una comunità educativa alle porte di Roma. Molti studenti mi hanno portato nei loro luoghi di provenienza. Quando tu vai lì e vedi com'è la condizione in quei paesi, ti accorgi che i bambini non hanno presidi sanitari, non hanno luce elettrica, non hanno acqua potabile, non hanno scuola. Torni a casa, non puoi continuare a riprendere il registro, a fare l'appello normalmente, a mettere i voti e spiegare il programma. Devi fare qualcosa per sanare questa ferita che hai visto. E allora io e mia moglie abbiamo pensato di fondare questa Penny Wheaton dal titolo di un romanzo di Silvio D'Arzo. Silvio D'Arzo, grande scrittore italiano, autore di Penny Wheaton e sua madre. E Penny Wheaton era un bambino abbandonato e quindi io e lei, che ci siamo laureati su Silvio D'Arzo, ci siamo conosciuti su questo scrittore, avendo fatto entrambi la tesi di laurea su di lui, ci è sembrato naturale per noi intitolare Penny Wheaton la nostra scuola, che era partita a Roma ormai 16 anni fa, così per un'iniziativa estemporanea mia e sua. Poi negli anni è cresciuta tanto, in questo momento sono 65 associazioni in Italia che si ispirano al nostro stile educativo. Io non dico la parola metodo perché ognuno è diverso dei nostri volontari, però abbiamo uno stile comune che è quello del sorriso, dell'accoglienza, dell'empatia, dell'affetto nei confronti dei nostri studenti che sono immigrati, che vengono da tutto il mondo. E in questo momento 65 scuole, mi fa piacere che anche qui in Sardegna ce ne sia una, Ghilarza. Non so se sono venute le professoresse, eccole, vedi che sono, ecco Luciana. Vi aspettava. Luciana, ti ringrazio che sei venuta insieme agli altri, alle tue amiche qui a Gavoi, me l'aveva anticipato. E cerchiamo di crescere, cerchiamo di creare questi contagi positivi, ecco, perché quando tu insegni a Ibrahim, quando insegni a Omar, quando insegni a Francisca, persone che vengono da ogni parte del mondo e spesso sono analfabete nella lingua madre, ti accorgi che la scuola non è soltanto spartire il traffico concettuale, ma è qualcosa di più profondo. La scuola non è soltanto spartire il traffico concettuale, lo sentite già come parla, e in effetti quello che lui fa in ogni libro che ha scritto, qua ne trovate un discreto numero, è letteratura. C'è una differenza tra la letteratura e la narrativa. Non starò io qua a tediarvi raccontandovela, ma la letteratura è qualcosa che c'entra profondamente con noi, che apre i mondi e che riesce a usare delle parole che aggiungono significato a quello che già noi ogni giorno nella nostra vita portiamo avanti. Allora, vediamo come apre i mondi il tuo ultimo libro, partiamo dalla fine. Non perché voglia parlarvi di tutti, perché quanti sono, mi dicevi 24. prima? 24, ecco, insomma, diciamo che se no siamo qua fino a domani. Però partiamo dall'ultimo, che parla un po' di ciascuno di noi, possiamo dire, no? Perché parla delle città del mondo, delle città che tu hai visitato, di quelle che hai sognato e di quelle che hai inventato. Sono 3 categorie di città, 300 in tutto, che compongono un libro che è un libro di per sé mondo, ma è un libro che è tante cose. È letteratura, è geografia, è geopolitica, è letteratura e geografia. È anche una guida turistica, secondo me, fantastica per chi ha voglia di visitare appunto le città del mondo. E poi soprattutto pone una domanda subito prima di iniziare a leggerlo: quali sono le nostre città e quali tipo di riflessioni abbiamo fatto noi fino adesso sulle città che abbiamo attraversato, incontrato, desiderato incontrare. Come nasce questo libro? Da dove arriva?
Guarda, nasce da un bambino che si chiama Endri, che a un certo punto ha incrociato lì alla Penny Wirton di Roma, a Casalbertone, un quartiere vicino alla stazione Tiburtina dove noi insegniamo italiano. Questo bambino era un bambino ucraino che giocava a pallone lì di fronte appunto alla scuola. Mi piaceva perché aveva un'energia straordinaria, era venuto con la mamma dopo la guerra, no? Proprio successivamente, e giocava lì nel cortile insieme a dei neoarrivati egiziani. Aveva un'energia straordinaria, avrà avuto 8-9 anni. L'ho incrociato e gli ho detto: ma da dove vieni? Cioè, professore, io vengo da Kharkiv. Mi colpì molto in tanti sensi, perché Kharkiv non solo è la città che oggi noi vediamo viene bombardata dai russi e comunque sulle pagine dei giornali quotidianamente, ma è anche una città a cui io sono legato. Sai perché? Perché io ho conosciuto molto bene Mario Rigoni Stern, ho curato tutta l'opera di questo grande scrittore italiano, autore del Sergente nella neve, fra gli altri suoi libri, e lui mi parlava sempre di Kharkiv, una città ucraina, a quel tempo russa, che ospitava, cioè curava gli alpini italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, quando durante la ritirata le nostre truppe, appunto, avendo subito la controffensiva sovietica, si fermarono lì a Kharkiv. Quindi il fatto che questo bambino in qualche modo venisse da quella stessa città di cui parlava Mario Stern, ho detto: io devo andare a Kharkiv. Infatti io praticamente un anno fa, proprio ad agosto dell'anno scorso, ho fatto un viaggio in Ucraina, ho scritto un reportage proprio per andare a vedere lì la guerra veramente al di là dei palazzi sventrati, cosa provoca nelle coscienze, e seguendo proprio questo bambino. Allora lì, quando sono tornato, ho scritto un ritratto breve di Kharkiv e ho pensato: ma io potrei fare la stessa cosa per ogni città dentro di me, perché dico, in fondo i miei studenti, ognuno di loro incarna una città. Tu vedi Ibrahim e ti accorgi, lui viene da Khartoum, per dire, no? Vedi Omar e lui viene da Fez in Marocco, vedi Francisca e ti racconta Bogotà. Allora dico: ecco, sarebbe bello raccontarle, ecco come nasce. Però io ne avevo tante in testa di città. Allora dico: come dividerle, no? Ho pensato 100 città conosciute, quelle che proprio io ho visto, no? Potevano essere anche di più, però ne ho scelte 100. 100 città sognate, cioè che esistono, ma dove io ancora, almeno finora, non sono mai stato. E poi 100 città totalmente inventate. Ecco, ho scritto questi 300 brevi ritratti, perché sono 1300 battute l'una. Tu sei giornalista, quindi lo capisci, è proprio una scheggia, no? In qualche modo, non è che ho fatto una descrizione della città, però ognuna di queste città racconta un incontro, ecco, un incontro che ho fatto di una persona. Te faccio degli esempi, non so. Adesso ti chiedo di leggerne una, per esempio. Tu quale hai pensato? Pensavo al Ghero, giusto perché Alghero, giochiamo in casa un po'. Giochiamo in no? casa, allora. Però aspetta. È qua. Eccolo. Quindi partiamo proprio con la Sardegna. Le mura di Alghero sono una piattaforma sul mare. Cammino lungo i bastioni occidentali, davanti al porto, fra torri e forti. Biancheria appesa alle finestre dei palazzetti scalcinati, nella memoria genovese e catalana, in ciò che resta delle antiche battaglie, come percorrendo un corridoio buio e polveroso della storia italiana, là dove si formò la fisionomia multiforme e plurilinguistica di questa città unica, depositaria dello scontro furente da cui nacquero le genti mediterranee. Da una parte il potere vischioso e incontrollabile delle famiglie nobili, pronte a fare resistenza pur di conservare i loro privilegi. Dall'altra la presenza sempre più dirompente degli organismi statali nella progressiva emancipazione dalla primitiva base feudale. Il giudicato dei Torres, le pretese dei Doria, la spina pisana, l'intervento aragonese, fino al passaggio protocollare settecentesco del Regno di Sardegna alla Casa Savoia. Di tutto ciò, mentre volgo lo sguardo sulle nuove villette costruite negli ultimi anni, sembrano essersi perse le tracce. Eppure la matrice resta incisa qui,
sui blocchi di questo avamposto abbandonato, dove alcuni adolescenti si sono dati convegno per festeggiare un compleanno. Uno di loro, salendo a cavalcioni sul vecchio cannone, mi fa ricordare il Kim di Kipling. Grazie. Grazie a te. Cosa ci stai raccontando con Alghero? Così almeno ne prendiamo una per capire le altre. Per esempio in questo brevissimo, questa scheggia sono tutte così, ma insomma io effettivamente ho fatto rievocare dentro di me le emozioni che ho provato quando ho fatto il giro delle mura di Alghero, no? Ero andato lì per un incontro come questo qui, no? Avevo visto un paio di scolaresche, mi ero un po' documentato sul posto, però quello che conta in me è come dire, toccare con mano le cose dopo averle lette, prima le leggi, poi dopo tocchi con mano, no? E quindi come vedi lì alla fine io cito Kipling, no? Quindi è come se le letture che io ho fatto da ragazzo si fossero incise dentro di me, quindi io ritrovassi i personaggi. Per esempio appunto il ragazzino che montava su quel vecchio cannone abbandonato mi ha fatto ricordare Kim, e allora io faccio risuonare dentro di me le emozioni che provo quando vivo. Però sai, la cosa che mi colpisce tanto è questa, che io per capire se io so una cosa devo scriverne. Solo nel momento in cui scrivo io credo di capire quello che ho vissuto. Quindi se io non scrivessi, la mia esperienza della vita sarebbe muta, cieca, sorda, vuota. Quindi io ho bisogno della scrittura, però anche la scrittura ha bisogno dell'esperienza, perché se la scrittura non avesse l'esperienza sarebbe una scrittura sterile. Quindi vedi, in me c'è sempre questo doppio aspetto, quello che i grandi maestri definivano vita e arte, che devono stare insieme, non possono scindersi. Questa è una posizione nei confronti della scrittura e della letteratura che non è uguale per tutti gli scrittori e per tutti gli autori. Però mi viene una domanda, qui siamo tutti lettori e lettrici, non magari tutti scriviamo, però tutti leggiamo. Allora tu hai fatto riferimento a una lettura dell'infanzia, della tua adolescenza. In un altro dei tuoi libri, che credo ci sia anche qua, Delfini, Vessilli e Cannonate, noi troviamo una sorta di regesto di autori, cioè ci sono tutti gli autori che probabilmente tu conosci, hai letto e hai metabolizzato. Dove vanno a finire le letture che noi facciamo? Perché abbiamo letto tantissimi libri, ma dove vanno a finire? A volte non ci ricordiamo neanche di averli letti, a volte perdiamo i titoli, a volte ricordiamo le trame, non i titoli. Ognuno di noi, sapete, ricorda i libri a suo modo, non c'è un modo solo per ricordarseli. Dove vanno a finire? E quando tornano? Perché questo mi interessa molto. Questa è una domanda molto importante, Elisabetta, perché è come se tu mi avessi chiesto qual è l'essenza della letteratura. Sarebbe presente, mi hai chiesto questo, no? Allora io ti posso fare degli esempi, perché non posso fare un ragionamento teorico su una cosa così profonda, no? Pensa alla Sardegna, no? Io per esempio, quando vengo in Sardegna, inevitabilmente per me il mio occhio è il frutto delle letture anche che io ho fatto. Quindi per esempio Sardegna come un'infanzia di Vittorini, oppure Lorenz, prima abbiamo sentito il diario di una maestrina. In qualche modo le nostre letture, le letture che noi facciamo, educano il nostro sguardo. Quindi in base alle letture che tu hai fatto, ma questo potremmo dire anche in base ai film che hai visto, ai quadri che hai visto, alle canzoni che hai sentito, la nostra esperienza della realtà diventa più intensa, diventa più profonda, diventa più costruttiva, diciamo. È questo che io anche con i ragazzi voglio sempre raccontare e dire. Guardate ragazzi che la letteratura non è polvere di biblioteca, è carne, è viva. Quindi se tu leggi un romanzo e lo fai tuo, inevitabilmente tu non sei più uguale a prima. E quindi il tuo sguardo, la tua natura, il tuo rapporto col mondo è cambiato, si è arricchito, avrai un taglio diverso. Ecco dove vanno a finire. Ed ognuno di noi è diverso. Tutti abbiamo magari letto un libro, un classico, ma ognuno lo mette a frutto in modo diverso. Ci sono delle letture che secondo te vanno fatte ed è indispensabile fare, proprio per questo discorso che stai dicendo, magari dimmene 3. Certo che ci sono dei libri fondamentali che tu dovresti aver letto, altrimenti non potresti
è come diciamo un giocatore di pallone, no? Cioè, se tu non sai fare uno stop di palla, un dribbling, non dovresti nemmeno scendere in campo. Però perché nella letteratura non è così? Perché si sta perdendo questa tradizione, no? Però un italiano che non ha letto I Promessi Sposi o che non ha letto I Malavoglia di Verga o che non ha mai letto una poesia di Leopardi, difficilmente potrà apprezzare fino in fondo l'esperienza del sentimento italiano, perché il nostro sentimento italiano è frutto di quei caposaldi. Quindi diciamo che la scuola serve anche a questo, a ricondurci a questi punti saldi di riferimento che sono universali. Attenzione, non sono specialistici come a volte la scuola purtroppo ci li presenta. Quando io leggevo I Malavoglia, La città dei ragazzi, io vedevo che i più interessati, sai chi erano? I ragazzi afghani. E spesso io chiedevo, ma come mai Ali ti interessa questo romanzo che è difficile anche per un italiano? Perché sei interessato alla storia di questa famiglia siciliana di sfortunati pescatori? Dice, professore, ma lo sai perché? Dice, perché in fondo i proverbi del vecchio Ntoni, mamma mia, questo è un petardo, eh? È un petardo che sta lì. Che cos'è? Mamma mia. Quindi è scoppiata una bombola, tu dici. Vabbè, però una bombola. Ma l'importante è che non è successo niente, però. Se nessuno mi dà indicazioni io proseguo. Sì. No, secondo me è un petardo. Proseguo, d'accordo, mi stanno dicendo che possiamo proseguire. Andiamo avanti, non è successo niente, dai. No, però fammi finire, il petardo mi ha bloccato proprio nel momento cruciale, capito? Vai. Allora, dice, i proverbi del vecchio Ntoni non erano in fondo così diversi dai proverbi del nonno di Ali che stava a Kabul, che stava in un villaggio dell'Afghanistan. Quindi quando lui mi disse questo, pensai, dico, vedi, allora in fondo la letteratura riesce a cogliere una dimensione universale che va oltre le divisioni linguistiche, geografiche, ecco. Adesso ti faccio una domanda invece controtendenza. Ci sono letture che fanno male? Che possono fare male? Beh, possono esserci delle letture che in qualche modo ti portano sulla cattiva strada. Questo sì, perché la letteratura è un'esperienza come tante, no? Quindi così come può esserci un'esperienza negativa, ci può essere anche una lettura che non produce buoni frutti, perché dipende come tu metti dentro di te quella lettura che hai fatto. Cioè la lettura ti dà un materiale, ti dà una vegetazione fantastica, no? Poi sta a te vedere come lettore come la puoi utilizzare quella lettura. Se quella lettura diventa per esempio un precetto rigido, che tu dici allora io mi comporterò in modo schematico, rigido, forse è un errore quello, no? Nel momento in cui leggi invece capisci che c'è sempre qualcosa in più che tu non avevi immaginato e quindi sei portato ad andare avanti nelle letture, a non fermarti a una sola. Questo è credere nel potere della parola e quindi direi che noi che ci crediamo profondamente nel potere della parola e nel potere delle storie. È un po' una mia fissa questa, in un momento in cui l'autofiction, il parlare di sé va molto di moda, il raccontare i fatti personali riempie i libri. Io ti chiedo se tu credi ancora nel potere della narrazione, delle storie come strumento anche di coscienza sociale, di coscienza politica. Io ci credo molto perché lo vedo con i miei studenti, cioè i ragazzi nostri quando vengono da tutto il mondo non hanno le parole, no? Per raccontare la loro storia e quindi spesso quella storia che loro raccontano, prima al poliziotto, poi all'assistente sociale, poi allo psicologo, poi all'insegnante, non è la vera esperienza che hanno fatto.
è un qualcosa, è come un adesivo attaccato alla parete, è qualcosa anche che li protegge, è come una maschera, ma non è la vera storia. Nel momento in cui tu invece insegni l'italiano a queste persone e gli dai le parole giuste per raccontare quello che veramente loro hanno vissuto, ed è anche doloroso questo processo, perché loro hanno vissuto esperienze anche dure, difficili, negative, però tu gli dai lo strumento per elaborare il loro pensiero. Quindi questo è fondamentale, perché l'italiano, la lingua nostra italiana, io dico sempre, non è solo un mezzo di comunicazione, come potremmo credere, è la casa del pensiero. La lingua è la casa del pensiero. Mi fa piacere che il pubblico apprezza questo. Adesso ci andiamo dentro a questa Perché cosa. quindi nel momento in cui tu gli insegni la parola, lo ricostruisci, la ricostruisci questa persona. La rialzi se è caduta a terra, perché in qualche modo gli dai una personalità nuova. Pensa che responsabilità che noi abbiamo anche. Sì, penso che è una responsabilità forte, però penso anche che ci siano dei conflitti attualmente nella nostra società, alcuni li abbiamo trattati anche oggi a mezzogiorno, fortissimi, che forse non hanno ancora trovato le parole giuste per sciogliersi. Cosa pensi di questo? Penso che appunto per questo è fondamentale non fermarci alle parole dei telegiornali o delle cronache. Ecco perché la letteratura può essere utile, no? Questa è la distinzione tra un articolo e un romanzo, è una poesia, no? Un articolo è denotativo, quindi ti racconta, diciamo, l'informazione, ti dà l'informazione, no? È successo questo. Un romanzo, una poesia, la letteratura è connotativa, è qualcosa di più profonda, ti porta dentro anche, ma ti porta dentro anche al male umano. Non è consolatoria la letteratura, non deve essere consolatoria. La seconda volta che lo sentiamo dire in 2 giorni, anche ieri sera Carlotto diceva la stessa cosa, che siamo circondati, meno male che esiste anche la letteratura consolatoria, ma quando per la maggior parte abbiamo bisogno di essere consolati, forse il perturbante non c'è più e qualcosa manca. Sì, io sono molto legato al tema del male umano, perché non voglio farmi illusioni. Uno dei miei libri si intitola Campo del sangue, il viaggio ad Auschwitz, che ho fatto seguendo la storia di mia mamma, che forse avrebbe dovuto andarci se non fosse riuscita a fuggire il 2 agosto del 1944 dal treno della deportazione, dopo la morte di mio nonno, che era un partigiano che venne fucilato dai nazisti. Quindi io sono legato al tema del male umano. Quindi sono andato ad Auschwitz, mi sono posto di fronte al muro della morte, al campo numero 10, no? Ho detto a me stesso, io cosa posso fare di fronte a questa ignominia, di fronte a questa violenza presente nella natura umana, perché se non fai finta, se non fingi, lo sai che è dentro di te questa possibilità. E io ho detto, qua non c'è una risposta, però c'è la domanda che io mi sono fatto, e questa domanda me la devo tenere stretta, perché forse può essere la vera risposta. Perché nel momento in cui ti fai la domanda, ti senti chiamato in causa dal male umano, e questo può accadere a ognuno di noi, basta appunto aprire il giornale o vedere la televisione, tu a quel punto ti senti responsabile. E quindi, come diceva John Donne, citato da Hemingway, la campana del morto non suona soltanto per lui, suona anche per te. Allora in quel momento lì tu ti senti chiamato in causa e ti accorgi che la tua storia non è solo la tua, si intreccia con quella di tutti gli altri. Siamo abbastanza d'accordo, direi. Desiderio e immaginazione. Noi non siamo quasi più abituati a desiderare perché siamo saturi e la nostra immaginazione passa e transita attraverso i sogni degli altri. Tu in questo libro provi a immaginare delle città, a inventartele, e sono il frutto del lavoro dell'autore, della fantasia dell'autore. Allora, quanto è importante immaginare, a cosa serve immaginare e perché nelle nostre vite, anche di uomini e donne adulti, quindi non solo per i ragazzi, ma anche per noi adulti, alcuni anche molto adulti, è importante continuare a immaginare.
Oggi è molto importante perché abbiamo, come tu hai detto in questa tua domanda, in nuce c'era questo elemento che in fondo l'immaginario di oggi, soprattutto di un giovane, io sono legato appunto agli adolescenti, è già preconfezionato. No, però vale anche per gli adulti, no? È già preconfezionato e quindi noi dovremmo riuscire a trovare un sentiero nostro, individuale, per uscire da uno schema prefissato. È molto difficile oggi, più che mai, perché noi oggi siamo di fronte ad una deflagrazione del desiderio. C'è l'illusione di poter diventare belli, sani, forti e ricchi tutti noi, no? Abbiamo questa illusione anche di poter capire tutto semplicemente cliccando su Wikipedia, no? Senza renderci conto che un conto è l'informazione e un conto è la conoscenza. Sono due cose diverse, non è che ti basta sapere, diciamo, devi andare a vedere la fonte, devi andare a capire che vuol dire quella notizia che hai trovato. Allora i percorsi individuali sono oggi più importanti rispetto ad un tempo. E questo tutti gli insegnanti lo percepiscono quando stanno in classe, oggi più che mai, no? Perché ti accorgi che i ragazzi, a differenza di quelli a cui parlava Maria prima del diario di una maestrina, sono in qualche modo già codificati fra di loro. Allora tu gli devi dare un'esperienza nuova, gli devi dare un'esperienza capace di portarli verso un'avventura della conoscenza. Ecco, se tu riesci a fare questo, sganciandoli da quello schema preconfezionato, allora hai fatto bingo veramente, perché loro ti seguiranno sempre loro, perché loro hanno molto bisogno di adulti capaci di incarnare i limiti che loro non dovrebbero superare e anche le fantasie, i sogni, le passioni, le immaginazioni, le energie. Ecco, questo, l'elemento educativo è importante per questo. Senti, ma invece sui ragazzi è molto chiaro, lo sentiamo, è fondamentale, cioè ci vuole una scuola diversa, ci vogliono degli insegnanti che siano prima di tutto creature umane, che credano nell'incontro e nell'ascolto. Però anche per noi adulti recuperare il desiderio è importante, no? La letteratura come può aiutare? La lettura, la letteratura, la narrativa, ma anche la saggistica. Le parole come possono aiutare a recuperare il desiderio? Allora, tu leggi Guerra e pace di Tolstoi, no? Per esempio. Non lo cito a caso perché è stato uno dei miei libri fondamento, prima parlavamo di libri fondamentali. E in quel momento tu hai di fronte un repertorio straordinario di caratteri umani, uomini, donne, bambini, avventure, hai un'avventura della storia, hai un mondo diciamo, su cui ti puoi misurare, no? Allora c'è il processo di immedesimazione che il lettore inevitabilmente compie quando legge un libro, si immedesima nei personaggi, però anche c'è un momento di scarto rispetto a taluni personaggi, no? Quindi devi prendere posizione e quindi è tutto un sommovimento interiore quello che si crea, il mondo del lettore, no? Io dico sempre ai ragazzi, prendete appunti quando leggete, sottolineate, scrivete, fate in modo che le emozioni che provate non restino foglie al vento, ma siano fissate, no? Io lo facevo sempre a 14, 15, 16 anni, quando ho cominciato a leggere, mi sono creato la mia famiglia estetica ideale. Stendhal, Hemingway, Tolstoi, Dos Passos, Fitzgerald, no? Tutti questi grandi autori che io leggevo, che io poi me li prendevo per conto mio, perché in casa mia non c'erano libri, a scuola non mi facevano leggere certo quei libri, mi hanno in qualche modo formato come uomo, non solo come lettore, e poi le due cose coincidono, quindi è uno scatenamento di energie conoscitive, questa è la letteratura, se non è questo la letteratura è solo intrattenimento, capito? Non serve se non è questo. Bisogna dirlo questo, anche se è difficile. L'hai detto, ma risuona anche in noi. Allora, qualcuno di molto famoso ha detto che si cresce solo se si è sognati da qualcuno, da qualcun altro, no? Se qualcuno ha per noi un sogno, se ci contiene nel suo sogno. Le tue città sognate, come nascono? Perché hai sentito il bisogno di metterle... Tu conosci scrivendo, l'abbiamo capito, sì. Ma perché sognarle?
Sognarle perché appunto le letture che ho fatto, le esperienze che ho avuto, in qualche modo mi hanno fatto prefigurare quelle città che sono quelle presenti, quelle sognate, no? Quindi, non so, l'Armenia, penso a Pushkin, non so, ecco, non ci sono ancora mai stato in Armenia, però quando ho letto Viaggio in Armenia di Pushkin, in qualche modo l'ho prefigurata dentro di me. Se penso a Montevideo, penso a Dino Campana, ecco, ai canti orfici, insomma, no? In fondo anche la Sardegna dei canti barbaricini di Satta, no? Che, sai che mia moglie ha scritto un libro sui canti barbaricini, no? Quando lei mi portò a Nuoro, in qualche modo ci siamo andati anche pensando a quei canti, no? Vedi quanto è importante, no? Il discorso che facciamo prima. Cioè la letteratura ti aiuta a vedere le cose che magari ce l'hai sotto gli occhi ma non le consideri, no? Per un'altra persona prima di te le ha viste, ha inciso, diciamo, il suo sguardo su quelle mura, su quelle persone, e quindi ti consegna questa sua esperienza e tu prendi atto di questo e condividi. È questa la funzione. Poi l'elemento nuovo che adesso di questa tua altra spunto che tu dai è quello della relazione con gli altri. Questo è importante, cioè le cose che quando tu leggi un libro non te lo puoi tenere per te. Io per esempio in questo momento qui a Gavoi insieme a te sto cercando nel mio piccolo di condividere la mia passione con gli altri, e nel momento in cui io la condivido sento che prende forma, che diventa vera. Se io me la fossi tenuta soltanto per me, sarei stato il classico intellettuale del Novecento, no? Che vive nella sua Turis eburnea e parla dei suoi autori con 4-5 amici suoi specialisti eruditi come lui, no? Invece io voglio uscire da questa atrofia dell'intellettuale moderno e voglio condividere con gli altri. Sai perché? Perché questo me l'ha insegnato Don Milani. Quando gli chiedevano a Don Milani, diceva: ma il maestro, lei priore di Barbiana, chi è il vero maestro? E lui disse: dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Fammela ripetere, Elisabetta, che questa è difficile, però va spiegata. Dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Vale a dire che il vero maestro non è quello che sta da solo con i suoi interessi culturali, ma il vero maestro è quello che spezza il pane dell'istruzione. Questo voleva dire Don Lorenzo Milani. E io quando guardo i miei studenti, quando guardo i miei analfabeti nella lingua madre che vengono da noi, io risento suonare queste parole e vorrei metterle in pratica, capito? Ci sono nei libri, ve lo garantisco. Un altro gusto meraviglioso nel leggere i suoi elenchi, io li chiamo elenchi, perdonami, nei suoi elenchi di grandi scrittori in Delfini, Vessilli e Cannonate, che vi porto insieme a questo ultimo libro, è proprio andare a guardare se ci ha messo anche i nostri dentro, cioè se nell'elenco si è ricordato o è inciampato o ha scelto anche quelli che stanno nel nostro cuore. Io ne ho scelto uno che è un autore magari poco conosciuto ma che per me ha significato molto, che è Stig Dagerman. Ha scritto un libro minuscolo, Il nostro bisogno di consolazione, che se troverete in giro vi invito a cercare. Mi racconti perché Stig Dagerman? È abbastanza insolito trovarlo nell'elenco. Tra i tanti, diciamo, tra i tantissimi. Diciamo tanto autore svedese, morto giovanissimo, suicida. Iperborea ha scritto ha pubblicato delle cose sue importanti. In quel caso io lì racconto Autunno tedesco. Io sono molto legato anche a Berlino, infatti ho scritto un libro su Berlino e quindi diciamo mi piaceva in qualche modo vedere Berlino attraverso gli occhi di questo giovane in fondo romantico disperato come era Stig Dagerman, che ha scritto poche cose ma molto intense, e quindi tutto qui, insomma. Ecco, Stig Dagerman, insomma, come ha raccontato Eraldo Affinati, è morto giovane ma ha lasciato in pochissimo tempo degli scritti che sono altissimi e anche emotivamente molto coinvolgenti. Scrivere tanto, scrivere poco. Tu hai scritto tantissimo. Mi parli un po' di questa tua prolificità? Perché questo è come il discorso, diciamo, del vitalismo, no? Cioè la scrittura è una cadenza del respiro.
Questa per me è la scrittura. Per cui tu non puoi smettere di respirare, no? Quindi non c'è l'idea di un'opera che tu scrivi e quindi io ho scritto un'opera e dopo sono a posto. No, è un flusso, diciamo, continuo. Quindi per me la scrittura è un ritmo, hai capito? Ecco la ragione per cui è molto, diciamo, ci sono varie stagioni della mia vita ed ogni stagione corrisponde ad un libro, ad una storia. Molti miei libri però sono legati fra loro dalle esperienze che ho fatto, che in genere sono di due tipi, un viaggio e la scuola. Viaggi e scuola, sono questi due aspetti che ricorrono sempre. Poi c'è il tema della paternità. Ecco, il tema del padre, che anche questo è un tema importante, perché mio padre era un figlio illegittimo, che non conobbe mai suo padre. Infatti il mio cognome Affinati è il nome della nonna, non del nonno, che non sappiamo chi fosse. Quindi questo tema anche di trovare un'identità, di dare in qualche modo un conforto a mio padre, no? Che nel momento in cui cominciavo a pubblicare i miei primi articoli sui giornali da ragazzo, lui se li ritagliava, hai capito? Se li metteva nella biancheria, come dire, vedi, ho avuto una sorta di postumo riconoscimento. Guarda, queste sono cose grosse per un bambino come ero io, cresciuto in quel mondo, no? Quindi per me, vedi, la scrittura, la lettura sono state queste cose. Però non è stato semplice, perché da adolescenza, come dicevo all'inizio, sentivo come un peso questa mancanza di riconoscimento che mio padre aveva patito. Era come una sorta di vuoto, ecco, che io sentivo, perché i miei genitori non avevano le parole per raccontare a me e mio fratello quello che loro avevano vissuto. Quindi io ho cercato di trovarle queste parole. Io, per esempio, una cosa come questa che sto facendo adesso qui, no? Che io parlo davanti a un pubblico, cioè io a 15-16 anni mai sarei stato in grado di soltanto immaginare una cosa del genere. Quindi io ero chiuso, ero asociale, ero misantropo, ero inquieto, ero quasi selvaggio, capito? Però il fatto di uscire da questa mia condizione, ci sono riuscito con la scuola e con la letteratura. Ecco perché questi sono due temi per me fondativi e ci ritorno sempre. Senti, ragionando sul linguaggio... Tutti noi abbiamo un linguaggio, no? Il nostro linguaggio con cui ci esprimiamo, con cui scriviamo, che è fatto di un certo numero di parole. Allora, Eraldo Affinati, quando e se, e poi magari qualcuno di voi lo conosce già bene, ha un sacco di parole, mediamente ce ne ha di più degli scrittori che leggiamo tutti i giorni. Ce ne accorgiamo quando uno scrittore è lui, anche perché usa le stesse parole in tutti i libri. Parliamo degli italiani in questo momento, sulle traduzioni dobbiamo un po' fidarci. Come si trovano le parole, come si cercano, ma soprattutto come ci si accorge che stanno aumentando le nostre parole. Perché tu la tua ricerca di parole la stiamo ascoltando, io la mia la conosco, ma magari tra di noi c'è chi non si pone la questione, parla sempre allo stesso modo. Ti ricordi il periodo in cui andava di moda un attimino, assolutamente sì, assolutamente no? Ecco, se ci fate caso, le parole si prendono in prestito, si usano anche perché le ascoltiamo tanto. Allora, come facciamo ad accorgerci quando il nostro linguaggio sta perdendo valore e cosa possiamo fare per acquistarne di nuovo? È difficile la domanda, però Sì. qualcosa di utile per però, noi. Però è importante questa domanda che tu fai, perché questo è il tema della responsabilità della parola. Io infatti dico sempre, io sono scrittore e insegnante, no? Qual è il legame? È la responsabilità della parola, scritta e orale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti accorgi che le parole in qualche modo sono legate a dei valori, quindi non sono soltanto strumenti di comunicazione, sono anche strumenti di comunicazione, ma ogni parola in fondo custodisce una visione del mondo, un valore etico in cui tu decidi di credere, no? Allora tu in qualche modo il lavoro sulla parola è il lavoro sulla vita, su quello che tu vorresti essere e su quello che tu invece neghi di essere, no? Quindi è il lavoro sulla nostra vita. Allora la ricerca delle parole
come dire, nella letteratura è decisiva, è fondamentale, perché poi alla fine conta quello che resta sulla pagina, non contano le idee generali, conta quello che resta. Quindi potrei dire con Fenoglio, quando gli facevano queste domande, lui, tu lo sai, per me è un grande punto di riferimento, ogni mia pagina esce spensierata attraverso una serie di penosi rifacimenti. Questa è una frase di Beppe Fenoglio. Ecco, questo per dire, il lavoro che tu fai sulle parole è faticoso, è duro, è complicato, devi stare attento a evitare le ripetizioni, a costruire le frasi in modo plastico. Questo è il lavoro della letteratura, che oggi purtroppo, aperte virgolette, non usa più chiuse virgolette, però questo è decisivo. Se tu non fai questo lavoro, ti consegni, diciamo, allo schema generico. Invece ognuno deve trovare la sua voce. E questo è decisivo. Anche tra i lettori, anche certo, tra le lettrici. ognuno di noi deve trovare quello che Sant'Agostino definiva il maestro interiore. Chi è il maestro interiore? È quello che sta dentro di te, quel maestro che sta, cioè quella passione distintiva e costitutiva che ognuno di noi ha. Quindi, per esempio, un professore quando insegna deve sapere qual è il maestro interiore dei suoi studenti. Ma come fa se non li conosce? Se si limita semplicemente a mettere il voto e a spiegare il programma. Invece nel momento in cui tu conosci Caterina, conosci Claudio, avvicini Mohamed, quando tu entri dentro i loro mondi e tu allora capisci quali possono essere i loro sogni, le loro passioni, i loro desideri e puoi aiutare a portarli a compimento, no? E questo è l'obiettivo. Il legame tra quello che sta dicendo e l'ultimo suo libro, quello sulle città, è fortissimo, nel senso che sono anche metafora di tutti questi discorsi che tu stai facendo. Ci sono delle parole tabù in questo momento, in questo nostro momento storico, secondo te, che andrebbero recuperate? E intanto pensiamo a quali sono le nostre parole tabù, ognuno di noi le ha. No, questo momento storico purtroppo c'è il political correct, cioè noi spesso diciamo certe cose non le possiamo dire, siamo arrivati a delle incrostazioni linguistiche, no? Per cui a un certo punto ci sono cose lecite, cose illecite. Cosa non si può dire? Qua potremmo fare tanti esempi, ma sbaglieremmo se facessimo un esempio pratico, perché cadremmo diciamo in un esempio e quindi sposteremmo l'attenzione su Poi non saremmo politically correct, ovviamente. Appunto, esatto. Quindi diciamo che però ognuno di noi dovrebbe uscire da questo political correct, quindi dovrebbe riuscire a trovare una visione personale delle cose. Però perché è difficile farlo? Perché se fai questo, non vai verso il consenso, ma vai verso il dissenso. E oggi nessuno vuole accettare il peso del dissenso, cioè il peso della minorità. Tutti siamo in qualche modo legati ad avere il consenso massimo, no? I nostri adolescenti ci dicono: ma tu quanti like hai ricevuto sotto il tuo post? Io ne ho ricevuti 1000, tu quanti? Ma io nemmeno, io pochissimi. Dico, vedi, allora sono più bravo io di te, no? Ecco, questo è negativo. Noi come educatori dobbiamo uscire da questa condizione, dobbiamo aiutare i nostri giovani, i nostri figli, i nostri allievi, i nostri ragazzi ad accettare la minorità. Se tu credi in una cosa, se tu ci credi veramente, tu dovresti fare a meno del risultato. Ecco, se tu riuscissi a fare questo, ecco, vedi che io l'applauso è d'obbligo. Sono contento perché questo non è political correct, quindi qua è importante. Fare a meno del risultato, sì. È una locuzione per nulla politica. E questo però, per esempio, ogni docente dovrebbe riuscire a farlo, perché se il docente, ad esempio, si lega al programma, dice io devo svolgere il programma e vedo che questo programma non riesco a farlo bene, a svolgerlo bene, dopo è frustrato, no? Quindi sei schiavo di quel programma, devi riuscire ad accettare l'autonomia del tuo studente. Questo vale anche per i genitori. Noi come padri, come madri, dovremmo anche accettare, anzi dico di più, noi dovremmo amare l'autonomia dei nostri studenti, dei nostri figli, che pure ci mette sotto scacco. Perché nel momento in cui questi figli, questi scolari diventano adulti, vanno via, non hanno più bisogno di noi. Però sai che diceva Don Milani, lo ricito sempre, sai quale sarà il giorno glorioso della scuola? Ma voleva dire il giorno glorioso dell'adulto credibile?
quando la scuola si prenderà una bastonata, quando quel giovane virgulto, quando quel ragazzo dirà io posso fare a meno di te, io divento grande, sono autonomo, ecco, allora tu puoi fare a meno come adulto del risultato che avevi pensato per il tuo scolaro o per tuo figlio, no? E devi in qualche modo imparare a consegnare il testimone, come in una gara a staffetta. E questo è il senso, Elisabetta, della vita, consegnare il testimone da una generazione all'altra. Questo col tempo si capisce. È difficile, lo so, perché in qualche modo dopo tu che fai quando hai consegnato il... Però è questa la vita, il flusso della vita. Consegnare il testimone non è una cosa semplice, anche perché devi lasciare andare, no? Devi anche permettere, devi lasciare andare. Allora, ritorniamo un po' sulle macerie, ti faccio leggere Kabul, che è un'altra delle tue città. Kabul, pensa, non l'avevo dimenticata questa. Ecco, è già la seconda volta che mi capita di chiedere a un autore qualcosa che riguarda il suo libro e si è dimenticato di averlo scritto. È Quindi, veramente fantastico, però, perché ha consegnato alla pagina, sì, ha già dato. Per sì, cui... infatti quando tu scrivi, tu praticamente consegni ai lettori la tua vita. In qualche è un grande atto di fiducia. E loro ne fanno ciò che vogliono, ma è giusto così, perché acquisisce oggettività, autonomia, non è più tua, no? Ho sognato Kabul, insegnando italiano ai tanti ragazzi afghani incontrati negli ultimi 20 anni. Sono stati loro a parlarmi di questa città martoriata, eppure sempre vitale. Lo facevano senza parole, dal momento che ancora non conoscevano la mia lingua, ma attraverso i gesti e le espressioni. Lo sguardo concentrato di Noruz mentre gli spiegavo l'uso del ponte mobile durante le guerre puniche mi lasciava intravedere la sua solitudine di bambino cresciuto sotto le bombe cadute a poca distanza dalla casa in cui abitava. Il sorriso straripante di Ali, quando riassumevo i proverbi del vecchio Ntoni nei Malavoglia, alzava dietro di lui le quinte scenografiche della sua famiglia distrutta. L'insofferenza di Mohamed in mezzo all'aura scalmanata e poco attenta mostrava tutto l'ossequio gerarchico che questi ragazzi in fuga dalla guerra ancora conservavano nei confronti degli adulti. E così mi passavano il testimone della capitale deturpata, androni e cortili, camion e mercati, Corano e mitragliette, montagne all'orizzonte, abitazioni basse dai tetti rossi, vecchi Luna Park abbandonati nei piazzali ai margini del centro storico, compound dove sventola la bandiera americana, dottori della Croce Rossa, tendoni e grattacieli, i bambini che loro erano stati e gli adulti che si avviavano a essere. Grazie. Grazie. Allora, stasera abbiamo deciso di aprire alle domande. Abbiamo una decina di minuti abbondanti e intanto che noi andiamo avanti a chiacchierare, se qualcuno di voi ha qualche domanda, Angela, cortesissima, che è una dei bravissimi volontari, imbarazzante dirlo, ma io lo devo dire, che mi sembrano veramente una ricchezza strepitosa del Festival di Gavoi, quindi grazie anche a tutti i volontari. Ha un microfono, appena la vedo col microfono, ecco, potete appunto segnalare la vostra domanda. Allora, ogni cosa che accade nella vita accade per noi lo sappiamo, no? Siamo spettatori delle cose che succedono e ci dobbiamo far carico di questo. Tra le cose della vita, ed è un tema che si è trattato ma non fino in fondo fino adesso, c'è la guerra. Perché dobbiamo guardare la guerra? Perché la dobbiamo guardare questa guerra? Cioè vederla proprio, senza farla scorrere via. Beh, la dobbiamo guardare perché la guerra ti rivela qualcosa di te stesso che forse vorresti nascondere, mentre invece non è bene nascondere le cose, bisogna vederle. Nel momento in cui le vedi, anche quelle più negative, ti potrà essere utile, diciamo, per superarle, no? Io ricorderò sempre appunto a Kiev quando sono andato in questi shelter, in questi bunker a vedere dove i bambini ucraini oggi studiano, perché loro praticamente sono 4-5 anni che non vanno a scuola perché
prima la pandemia, poi la guerra, vivono in questi bunker sotterranei. E ho chiesto a uno di loro, un adolescente un po' carico, insomma, quelli che piacciono a me, capito? Io dico, ma tu cosa pensi dei russi? Lui mi ha detto, ma lei dice, onestamente vuoi saperlo? Onesto, dico sì, detto. sì, onesto, dico, I hate you, dice, io li odio. Allora, detta questa cosa da uno che in pratica pensava il russo prima dell'invasione, perché erano quasi tutti russi, proprio anche di pensiero, di lingua, il discorso. Ecco, lì ho capito che in fondo la guerra stava avvelenando i pozzi delle coscienze, e quindi ci vorranno 2 o 3 generazioni, ammesso e non concesso che ci sarà la pace, per risanarli questi pozzi avvelenati. Quindi non dobbiamo lasciarla passare via questa cosa, dobbiamo sentirci chiamati in causa e in qualche modo organizzare anche la nostra vita di qui in modo diverso, sapendo che c'è la guerra lì. Ecco, questo è importante, no? Infatti quando prima mi hai detto che tu vorresti fare la volontaria a Milano alla Pennywheel, te la dico, guarda, proprio anche pubblicamente. Ormai te lo dico, perché io gioco sempre a carte scoperte. Allora ho detto, vedi, ecco, qui ho di fronte una persona che insomma ha una dimensione etica, perché in qualche io penso modo... che molte delle persone presenti, dopo averti ascoltato, questo è importante. gli insegnanti soprattutto, chi ha dimestichezza con la lettura, perché penso che anche leggere a questi ragazzi e con questi ragazzi sia un'operazione non da poco. Ci sono domande? Siate coraggiosi. Sono poche occasioni nella vita per fare domande. Fare domande è un grande dono. No, è sempre difficile. Allora, sai cosa penso? Aspetta, ecco, lo vedo che là in fondo. Una domanda c'è. Intanto che arriva il microfono, quello che penso è che ci sia anche un silenzio particolare stasera, lo senti? Sì, no, devo dire ho sentito molto, da insegnante percepisco quando ho un uditorio partecipe. Che ascolta? No, veramente, quindi è un regalo per me. Non solo il numero, fatevi un applauso. ma anche la qualità. Prego. Puoi dire il nome così? Io sono Fabrizio. Fabrizio, vai. Non ho mi chiaro il concetto di assenza del risultato. È stato detto durante l'intervento, si è parlato di passaggio del testimone e mi è venuto il dubbio che anche il passaggio del testimone sia un risultato. Come si conciliano queste due? Sì, allora, intanto grazie perché mi aiuta a spiegarlo meglio, che non è semplice, però è vero, sembrano 2 cose in contraddizione. Da una parte tu sei spinto a consegnare il testimone, cioè cosa vuol dire? A dare agli altri quello che tu credi di sapere, e quindi io credo che potrebbe esserti utile questo, e quindi io a te cerco di dartelo, a te scolaro, a te giovane, a tuo figlio. Dall'altra però non devo in qualche modo essere triste ed entrare in crisi se io vedo che questo mio testimone non viene come dire, messo a frutto come io vorrei. Io magari avevo pensato una cosa di te e vedo che tu la stai mettendo in un altro modo. Devo accettarlo, devo accettare anche che lo schema che mi ero prefisso, il programma che io avevo organizzato, l'obiettivo che io volevo perseguire, alla fine non sono andati nel modo in cui io pensavo. Ma va bene così, perché l'essere umano è sempre sorprendente. Quindi tu consegni il testimone, però poi non puoi sapere cosa succederà. Magari quello che tu hai passato avrà un'altra forma rispetto a come tu volevi e non ti devi abbattere, devi andare avanti, è lo stesso. Ecco, in questo modo puoi riuscire a legare questi 2 concetti che sembrano e sono in effetti in contraddizione, però non devi perdere la fiducia, ecco, di poter consegnare questo testimone. Questo volevo dire. Grazie Fabrizio. Sentiamo se c'è qualche... Ecco, vedo un'altra... Adesso ci sono varie richieste. Abbiamo ancora Prego. tempo. Prego. No, vabbè, io volevo... Sempre il nome. Alessandro. Alessandro, grazie. Più vicino al microfono. Vai.
No, vabbè, ovviamente è encomiabile il lavoro che stai facendo con la tua scuola per l'insegnamento dell'italiano, ma hai espresso un concetto che io onestamente non ho capito bene, perché hai detto che quando insegni l'italiano a questi ragazzi, a queste persone, tu li fai crescere anche perché gli dai uno strumento per costruire un pensiero, per quindi diventare persone. Però io penso, diciamo, ovviamente l'italiano gli serve perché devono, se vivono in Italia, la lingua serve per comunicare, per sviluppare. Però nello stesso tempo penso che la capacità di sviluppare il pensiero ce l'hanno già, ce l'avranno in afghano, ce l'avranno in ghanese, ce l'avranno in quello, insomma, nella lingua loro originale. Quindi insomma, non ho capito questa cosa, capito? Okay. Certo, grazie anche di questa, mi aiuta anche questa a approfondire meglio. Diciamo che insegnare una lingua significa insegnare anche un pensiero, perché certe cose, come vengono espresse nella nostra lingua, se noi la traduciamo in un'altra lingua, dovremmo riposizionarci, no? In qualche modo. Quindi la lingua è anche, diciamo, un orizzonte di concetti emotivi, c'è un elemento emotivo, no? Allora tu quando insegni l'italiano insegni anche un sentimento, un pensiero, quindi loro certamente hanno la possibilità di esprimere nella loro lingua i loro pensieri, però nel momento in cui aderiscono ai nostri schemi grammaticali, lessicali, sintattici, è come se entrassero nel nostro mondo, è come se loro fossero ospitati da noi sotto il nostro tetto, diciamo, e noi nel momento in cui insegniamo la nostra lingua insegniamo anche il nostro sentimento, diciamo, il sentimento della realtà, che è diverso da quello che hanno loro. Questo è molto bello e anche pieno di responsabilità da parte nostra. E non ci sono degli schemi fissi, perché ognuno è diverso. Poi, per esempio, se io parlo con Irina, che è laureata a Kiev e che quindi, voglio dire, è già scolarizzata, è una cosa. E lei imparerà l'italiano in 2 mesi, in 2 o 3 mesi. Se parlo con Ibrahim, che è analfabeta nella lingua madre, non è mai stato diciamo a scuola, non ha mai letto un libro, non sa scrivere nella sua lingua, non in italiano, è un'altra cosa. Lì veramente è come se tu in qualche modo ridai la vista a un cieco. E una volta un ragazzo nigeriano venne a casa nostra per ringraziarci, a mia moglie, dice, ma io prima vedevo sempre, diciamo, degli adesivi attaccati al muro, pensa. Lui li aveva chiamati, in realtà quella era una scritta, la città dei ragazzi, che era la scuola dove lui andava, no? Dice, io in questo momento voi mi avete insegnato a leggere, io capito sto decifrando quella scritta. In quel momento ci guardammo io e Anna Luce e dicemmo, è come se abbiamo ridato una vista a un cieco. Guarda, è una cosa grossa, perché siamo rimasti molto emozionati da quella. Lì mi è venuto in mente questa cosa di dire, vedi, la lingua, insomma, è in qualche modo legata al pensiero, alla vita, all'esistenza, ai valori che noi abbiamo. Ecco, questo per approfondire un po', grazie. Intanto che Angela pone il microfono, volevo aggiungere solo un dettaglio. Ieri, o anzi oggi, si parlava appunto di padri che sono rimasti orfani dei propri figli, e noi non abbiamo una parola, no, per stabilire, no, perché si dice orfano di padre, cioè, l'orfano è un orfano dei genitori, ma non il contrario. Questa artista sudamericana, argentina, che era qua l'altro giorno, mi ha detto: Elisabetta, guarda che al nostro paese noi ce l'abbiamo la parola per chiamare questa, perché desaparecidos, no? Le madri della Plaza de Mayo, si dice semplicemente orfano di figlio, e questo serve anche per formare un pensiero che ha dietro una storia, quindi là per loro esiste, noi possiamo prenderla a prestito volendo, sì. No? Questo si può fare con le altre lingue. Certo. C'era ancora una domanda, giusto? Prego. Ma più che una domanda è un'esperienza personale legata all'insegnamento in generale. Mi chiamo Fabio, come cultura sono un tecnico, sono un chimico, tutta la vita ho lavorato in fabbriche chimiche, però appena laureato sono stato cooptato per insegnare a Nuoro, nel lontano 71, su un istituto professionale dove
trovavo con dei ragazzi, alcuni anche quasi della mia età, per dire, che facevano questa scuola che era stata pensata proprio in funzione dello stabilimento di Ottana. Insegnavo chimica, quindi non è che potessi scampirrare molto, però mi trovavo la difficoltà di o seguivo il programma scritto sui libri, che era una schifezza, c'era niente, oppure cercare di dargli qualche concetto. Uno dei concetti base è la teoria dell'orbitale. Cioè, l'orbitale cos'è? È quello spazio dove c'è la maggiore probabilità di trovare l'elettrone. Il concetto sembra facile o difficile, ma farla capire a un ragazzo come faccio, come non faccio. Cioè, senti, lo sai cos'è il corso? Ah, sì. E se tu vuoi trovare Gianni, l'amico tuo, alle 5 di sera, dove lo cerchi? E dice, il corso. Cioè, il corso è l'orbitale, Gianni è l'elettrone. Questi ragazzi si sono illuminati. Ora, non so se questo sia tecnicamente valido. A me è sembrata una bella pensata. Poi... No, è il classico stratagemma che ogni professore cerca di mettere in campo. Prima nel diario della maestrina, in fondo ci sono molti di questi stratagemmi che aiutano tanto i docenti, gli insegnanti, perché in qualche modo quando tu veramente vedi che sei riuscito a spiegarla quell'argomento, allora lo hai capito davvero, e quindi è questa la bellezza dell'insegnamento. Grazie Fabio. Grazie a tutti voi presenti, grazie a Eraldo Affinati per la sua generosità. Grazie a voi. Eraldo ovviamente è disponibile a firmare le copie dei suoi libri, Le città del mondo è l'ultimo uscito, grazie anche ai tecnici che sono stati formidabili e buon appetito a tutti. Salve.